Master 6, mentre ora davanti troviamo il Bassetto. Eccoci allora, attenzione, Lolato, Giulianello, Furlanetto, quindi con il numero 188 bravissimo pure Galina Michele, con il numero 151 abbiamo visto Biancato per quanto riguarda le maglie, chiude con il numero 185 abbiamo visto Basso Cesare. Attenzione! 156 Cappari, Luigi davanti, Roger Miano per il primo Sisi, mentre ora siamo con Marion Michele, con il numero 197 abbiamo visto Pregonese, quindi 2,48 davanti, oltre a Mecchiari Madeo, troviamo con 2,48 abbiamo visto Carlotto, eccoci via via. Dietro a questa coppia abbiamo visto Putignano, Cosimo della North Wave. 78 Marzon Nicola, Luca Kogler nel frattempo che allunga il fango si addice, lui che sicuramente lo sentiremo ancora. Fabio e Martino Fuet subito dietro, attenzione, eccolo qua, Cristian Costo per Marco Ponta, bravissimo Nicolò, oggi una grande prova, eccolo qua. Terzo posto Nicolò Ferrazzo, quarto Marco Ponta. Pietro Luna di Alberto Bisetto. Allora noi naturalmente attendiamo ormai la conclusione per andare subito alla premiazione. Bike Team si conferma specialista del fango, arrivo pure per De Mar Giorgio che oggi naturalmente aveva promesso domenica a Selva, ecco Quagliato che conclude e coi 103. Con Zara conclude pure il numero 138 Matteo Cignotti, con il numero 84 bravissimo da Emanuele Boschetto premiato ieri qua i Master Zopas, i Master 4 con Zopas e naturalmente però stai attento perché ci sono ancora. Perfetta! Cosa? Perfetta! Non ci sono problemi! Abbiamo anche Beppe Clementi con noi e naturalmente c'è solo l'attesa per la Beatrice Prataviera. Allora se maglie e alcuni prodotti, occhiali e casco della Rudy Project, naturalmente grazie al supporto dei pedali di marca. Mentre ecco anche il bravo Paci, uno degli sponsor, Paci Terracotte, uno degli sponsor tra l'altro dello è bravissimo il nostro Paci. Complimenti. E naturalmente Paci Terracotte con produzione terracotte artistiche da interni e esterne, nuove forme moderne, vendita diretta anche online, paciterracotte.com. Matteo, Budiglione Giovanni, Cesare Costantino, Formelli, Bottiglia Battaglia, Daniotti, Fagione Perin, Parelle Gazzola, Menighin, Menegazzo e Bordin, D'Incassa con Gazzola. Dal 3,51 al 3,98 con Luca Cete, Federico Ciolin, Martinuzzi Cristian, vantaggio Bonocore Buiatti, Federaghi, Mazzoleni Mattiello, Fontana Filippo, Merlino Gabriele, Gazza Emanuele, con Lutti, con Piccolo Fagherazzi Scottà,
Spin, Zanandrea Mazzucco, Franzin Baldisser, Busellato con Pivetta, Siragna, Coll, Zanella, Zandonà, Novello, Contarin, Benotto, Peloso, Bona. Le ragazze esordienti in Teso Sofia, Giada Speccia, Antonia Berto, Monica Dal Colle, Giulia Stringhera, Alessia Nespolo, Asia Zontone, eccola qua uno specialista del fango per James Bike Buia, con Elisa Furlanetto, Arianna Tavella, Sara Cudicio. Eccoli allora le ragazze con gli esordienti per completare. Dopo quando le hai puoi usarle, se non le hai non puoi fare niente. Sembra una stronzata, ma è una stronzata vera. Si basa su una base di realtà. Allora gli orari, vabbè. Vai tu, fai il tuo lavoro. 3, 2, 1, via! Eccoli allora, tutti la categoria allievi. Il regolamento definitivo che avevo fatto un paio di incontri l'ho messo in rete giovedì o venerdì senza quindi Alle meno ore cagate 16 presso la banca prealpi di Tarso, la sede, l'auditorium, con la sede. Ecco i esordienti con Ciolina, con Seth, sono sicuramente con Martinucci vantaggiato per Fontana tra le ragazze allieve abbiamo detto la nostra Anna Di Rossi, la lingua laterale Centrino, la Manica Toro che sarà sicuramente Cristian sta coi prins adenante, non sta da ora, Va via, via, via! Vai Colla! Respira qua a fondo. Quarto per 3 punti. Federico Cosa bucato, stava prendendo il secondo, ha bucato, è arrivato ottavo. La Sara si è fatta beffare all'arrivo, è arrivata seconda. D'altronde la Tova era forte, era già da un po' di gare che l'ha meritata. la dinamica è quella, però in realtà ti giochi. Si gioca per 3 punti. Sì, tutte robe. Una puttana. Peccato perché hanno fatto bene. C'è la chiave che devono essere il punto dei cappelli. Ha detto, infatti quando sono partiti per Vermiglio ha detto, neanche non voleva quasi andare, siamo tutti sfigati a Vermiglio. E invece vedi. eccole qua allora Ok. eccole qua. Eccole. Seconda partenza giovanili con le Senza paura! esordienti. Attenzione, non c'era la moto, ma spero di vedere già gli atleti dove sono ancora tutti raggruppati nel ridosso. Ecco che arriva. Allora attenzione per Battaglia Riccardo, con Battaglia Riccardo andiamo agli esordienti dalla Longa Matteo. Vai Michi. Allora attenzione Zatta Silvio, abbiamo visto il passaggio con i 3,68. Aspetta, non da distante. Calvino, 3,66 Mattiello Carlo, pedale Feltrino. Ancora pedale Feltrino con i 3,80 siamo con Paolo Lorenzo. Vediamo via allungato questo grupetto. Bravo Thomas, stai là tranquillo Thomas. Bravo Thomas. Stai là Thomas, sempre a ruota là, bravo. Attendiamo la femminile, proviamo con 2,90 la Giorgia Marchette, con 2,87 la Anna Linussi. 8, prima velociraptor, eccola la vincitrice Gaia Pagotto. Dai 4,20 ai 4,30 è l'arrivo, 3,81 nel frattempo, attenzione, c'è dal Coechi, quello spazio, 4,22 seconda Giada Spezza, 4,23 terza Antonia Barto, mentre continua il 3,85 all'ultimo giro. Fammi un bel sorriso. Ecco, così va bene. Infatti la Elisa Furlanetto, eccolo qua,
con Cesca davanti. Eccoli qua con Cesca, quindi siamo con da Canale. Dai, menare. Con i 315 Daniotti Luca, il 301 Menichetti, il 302 Gasperini. 327, vediamoci allora questo passaggio con Meneghin. Io naturalmente faccio attenzione, 7 quindi con i 357 Azzano, 7 Azzano con Federico, con Marca, con i 357 Azzano, quindi Federico Ciolin con i 353 per Martinuzzi, i 3... Bravissimi veramente. Discesa della rampa dell'Argine, mentre qui siamo con un altro arrivo, Gaz Emanuele, pedale Feltrino tra gli esordienti, e il 3:21 invece continua con l'ultimo giro per Bellani. Bravo Miki, bravo! Hanno Michele Chiandusi. Bravo! Con il 80 Paolo Rito Fontana per gli esordienti del secondo anno alla Sanfiorese. 3,88 Butelato Giovanni che conclude, attenzione con il 2,99, eccola qua con 2,90 con la Anna Lirussi, seconda posizione, terzo posto con 2,89 e 82 arrivo pure per Perlino. Dopo Cesca con 305 abbiamo Tauceri Federico con 315 per frattempo Daniotti, eccolo qua l'arrivo, il 302 Alex Gasperini, il 303 Andrea Menichetti, 311 Cesca Costantino, il 305 Tauceri, quindi bravissima la prova di Luca Daniotti, partito veramente forte, attenzione a lui, e con lui abbiamo pure il numero 310 Buttignon Giovanni della Caprivesi. Arrivo. Massimo non finisce mai di stupire. Oggi signora, che dice qua il nostro amico Massimo, che oggi è anche San Matteo. Sicuramente averlo avuto qui con noi sarebbe stato il massimo, lo vivo con noi. Evans, il terzo gradino del podio, a dare nel 99 era quello di Martino Pruet. Eccoli qua, il vincitore, un bergamasco. Ricordo ancora, è dispiaciuto un po' la foratura da parte del campione italiano Luca Braidot che abbiamo premiato prima, ancora sfortuna quindi per l'atleta che a Gorizia, proprio profeta infatti è stato il caso di dire, ha vinto il tricolore 2014. Nono classificato ai campionati del mondo, un atleta che sicuramente sentiremo ancora parlare di lui. Eccolo qua, Moreno Pelizzon, Michele Marescutti, Andrea Rocon, Stefano Celisara, Lorenzo Dalpiva e pensate, seconda assoluta in campo femminile, dietro solo alla Anna Oberbreit. Complimenti quindi. Allora Beatrice Prate. Eccole allora le donne elite. Federico Tauceri, quarto classificato, Costantino all'attacco fin dalle prime tornate. Allora terzo posto, il gradino del podio. Il secondo per il Bettini Bike Team, Alex da Canal. Allievi del secondo anno, Alex Gasparina, Alex da Canal. Ricordo sempre le riprese televisive di Alca Media, Treviso MTV, la nostra pagina mediatica.
e questi sono gli allievi. Argento per i Velociraptors Anna Lirussi. La vincitrice, il pedale feltrino, la società, lei, Giorgia Marchet. È bravissima la Giorgia, come bravissime naturalmente l'Anna, la Marica, la Katia e la Margherita. Complimenti, è veramente un bel podio. Io sono convinto che tra queste ragazze ci sia un prossimo futuro. E quelle belle. Belle, becco. Ah, questo sì. James Mike, Team Buia, Cristian Martinuzzi. Il vincitore, Chet. È bravissimo anche Luca Chet con Daniele Azzano, con Federico Cervin, con Cristian Martinuzzi e con Gabriele Tramontin. Eccoli qua i top 5 esordienti secondo anno. Sta venendo fuori un ciuffo biondo sulla fotografia. Va bene, andiamo con Perri Leonardo, eccolo qua, il quarto classificato, Busellato Giovanni, Bike Forever. Per i propri ragazzi, un bel esempio. Il terzo classificato per i Velociraptors, Thomas Mariutti. L'argento per il pedale feltrino, Lorenzo Paolo. Il vincitore per il gruppo sportivo Toni 2004, Michele Chiandussi. Bravissimo anche Michele, un bel ragazzo, un bel esordiente e l'augurio di vederlo ancora tra i protagonisti. Michele Chiandussi, Lorenzo Paolo con Thomas Mariutti, con Giovanni Pusellato, Leonardo Perli. I ragazzi più giovani, naturalmente tra i maschietti della categoria esordienti. La seconda classificata, pedale feltrino, Giada Specia. La vincitrice ancora i Velociraptor con Gaia Pagotto. Allora con quest'ultima categoria va in cantiere la terza prova del trofeo d'autunno, la finale della Veneto Cup, il finale del trofeo Promesse. Un grazie veramente a tutto il Piave Sport e ai ragazzi dello Zero Assoluto, un grazie ai pedali di marca, al team Rudy Frost e pedali di marca e un grazie a tutti. L'appuntamento per chi ancora vuole continuare a pedalare, per i veri staccanovisti, arrivederci alla prossima. Grazie a nome di tutti, all'assessore allo sport del comune di Nomenza per il Sinotto, a tutti i ragazzi dello Zero Assoluto, un grazie a nome di Franco Paradella e di tutto il comitato Piave Sport, grazie e arrivederci.